Una giornata all'insegna di natura, sport, prevenzione, musica, ambiente e gastronomia per tutte le famiglie all'interno di Domenica al Parco. La manifestazione in programma domenica 8 ottobre presso il Parco Fluviale Famiglia La Posta in località San Domenico. I dettagli della Kermesse sono stati illustrati in una conferenza stampa presso la Sala Simoncelli della Biblioteca Comunale di Sora. Siamo felici perché è la dimostrazione che esiste un grande lavoro di squadra. Le associazioni, le tante associazioni che hanno dato la loro adesione e l'amministrazione comunale dimostrano di saper convergere in uno spazio che è anche un simbolo. Questa amministrazione si è adoperata per recuperare questo parco, per riportarlo all'antico splendore. È, come dicevo prima, intenzione farlo anche negli altri spazi pubblici come il Parco di Santa Chiara, perché sono veramente dei luoghi simbolo dove le famiglie possono ritrovarsi e passare serenamente il loro tempo, anche con una forma di educazione nei confronti dei più giovani e dei bambini, di rispetto dell'ambiente. Tra gli eventi in cartellone la pedalata Aspettando la ciclabile, a cura dell'associazione Tofaro Insieme, un'iniziativa nata dalla volontà di rilanciare il progetto della pista ciclabile cittadina. È una progettualità nata grosso modo nel mese di novembre dello scorso anno, grazie alle sollecitazioni dell'associazione Tofaro Insieme, il quale aveva proposto di seguire una progettualità legata a un percorso ciclabile che partisse da Pontrinio per arrivare poi al Parco La Posta attraverso e percorrendo il canale Mancini. Abbiamo organizzato come associazione questa manifestazione Aspettando la ciclabile per la promozione della realizzazione di un percorso ciclabile a Sora, che è mancante, che ricollegherebbe due piste ciclabili già esistenti. Sora è una città che per topografia e struttura urbana si presta ad accogliere un percorso ciclabile. Questo poi porta anche ad un uso maggiore degli spazi pubblici come i parchi che abbiamo a Sora e andrebbe a riqualificare il parco fluviale nella zona di San Domenico. Spazio anche alla prevenzione con discussioni sul tema e screening gratuiti grazie alla sinergia con l'Associazione Iniziativa Donne impegnata nella seconda edizione di Prenditi cura di te, informati e previeni. Sabato 7 ci incontreremo alle ore 16 in piazza Maier Ross per partecipare alla passeggiata dove collocheremo 7 nastri sui 7 ponti della città, proprio per dare un messaggio per la prevenzione. Mentre domenica 8 saremo all'interno del Parco San Domenico dalle ore 10 alle ore 18 con diversi stand informativi e un talk a partire dalle ore 16:30. Centrale per l'organizzazione della manifestazione Domenica al Parco il lavoro delle associazioni Linfa Vitale della città. Si tratta di una prima domenica in questo parco che è stato recuperato, noi siamo orgogliosi di partecipare perché è un luogo veramente bellissimo. Noi lo mettiamo a disposizione con la nostra realtà, con i bambini, realizzando un percorso che è sia artistico ma fondamentalmente li vuole coinvolgere in un rapporto più emotivo con questo parco. Abbiamo aderito a questa iniziativa perché intanto ci piace muoverci, ci piace condividere proprio le idee in rete e perché di fatto è una presenza prodromica ad una iniziativa che si lega nello spirito a questa, che è quella del 15 ottobre della caccia al tesoro, in cui vengono coinvolti i cittadini di tutte le età ad una riscoperta del territorio nelle tradizioni storiche, nelle tradizioni topografiche, nelle parti folcloristiche dei racconti tramandati dai nonni, quindi le squadre dovranno comunque prevedere uno scambio intergenerazionale e questo ci sembrava nello spirito dell'associazione, della manifestazione dell'8.